E un benvenuto a tutti. Sono Lorenzo Lazzarini, socio dell'istituto, e sono stato incaricato dal presidente, il professor Gerardo Ortalli, che purtroppo non può essere presente, di leggere la sua lettera. Mi ha incaricato anche ovviamente di porgere i suoi saluti e di augurare un buon lavoro a tutti. Il professor Ortalli mi scrive che le ragioni che mi tengono temporaneamente fuori Venezia mi impediscono questo pomeriggio di essere con voi, almeno per l'apertura e la nostri lavori, come invece avrei voluto. Me ne dispiace molto, tanto più dal momento che l'incontro che si apre è un passaggio importante in una serie di interventi su un tema di straordinario interesse e nel complesso assai meno all'attenzione di quanto certamente meriterebbe. Si tratta di materia per la quale il nostro Istituto Veneto si è giustamente impegnato in tempi diversi e dunque oggi siamo in linea con una giusta e importante ricerca, una scelta che credo altamente meritoria. Vista la qualità del programma e dei contributi previsti, è forse superfluo, ma mi piace ugualmente augurare il massimo del successo ai vostri lavori. Abbiamo qui ospiti molto graditi, che ringrazio, la soprintendente Manuela Carpani, che soprintende alle belle arti e al paesaggio di Venezia e della laguna, e poi il professor Alberto Ferlenga, nuovo rettore dello UAV, tutti e due architetti che ci daranno il loro saluto e diranno due parole di introduzione. Ho anche poi, ovviamente, il mio figlio Wolfgang Wolters, che tutti immagino conoscete, che è stato con me co-promotore del precedente convegno dedicato ai pavimenti rinascimentali. Prima ancora di questo convegno ce n'è stato uno da me organizzato sui terrazzi della Veneziana, e quindi questo terzo convegno in un certo senso chiude un po' questa parentesi, diciamo, pavimentale su Venezia. Grazie. Quindi do la parola alla... Grazie professor Lazzarini, ringrazio il professor Piana per l'invito a partecipare ai lavori di questo interessantissimo Istituto Veneto, per aver promosso e sostenuto anche nel tempo un'iniziativa che, come ricordava il professor Lazzarini, è al terzo appuntamento. Il tema dei pavimenti, per chi si occupa di tutela architettonica in una città come Venezia, è senza dubbio tra i più delicati, e la possibilità di avere degli strumenti di conoscenza aiutano a riconoscere l'importanza, la straordinaria ricchezza, sia dal punto di vista della composizione artistica che dal punto di vista proprio tecnico questi manufatti, e quindi a orientare le scelte nell'intervento di restauro. Mi sembra che il programma delle 2 giornate che si aprono ora sia esaustivo sotto questi 3 aspetti, perché presenta interventi che hanno tutti gli approcci possibili al tema delle pavimentazioni storiche, sia una lettura di storiografia artistica ed architettonica, sia una lettura di caratterizzazione dei materiali e delle tecniche costruttive, e anche un approccio casi concreti di intervento sui pavimenti di alcuni monumenti veneziani. Per noi è molto importante perché spesso è un tema delicato nell'intervento di conservazione. Come tutte le superfici c'è la tentazione a scivolare nell'idea, tutto sommato ci sono parti molto deteriorate, ci sono problematiche superiori di consolidamento, di adeguamento impiantistico, e si tende sempre a scivolare su scelte che potrebbero essere invece riviste con costanza di questi manufatti, quindi riducendo ulteriormente le trasformazioni. È un po' come quella espressione che indicava negli intonaci le superfici di sacrificio, cosa che naturalmente non sono, ma pavimenti a maggior ragione, considerata la loro posizione, la loro esposizione anche alla usura da abrasione per calpestio, sono spesso soggetti a queste scelte. Poi ovviamente gli interventi di restauro hanno tutta una serie di difficoltà strutturali ed impiantistiche, e spesso si pongono delle scelte tecniche non facili da affrontare, ma deve dare delle soluzioni di maggiore riversibilità, di maggiore compatibilità, riducendo
come dire, le sostituzioni, le demolizioni, le manomissioni della stratificazione, che spesso è anche una stratificazione interessante dal punto di vista della successione delle fasi di uso, perché molto spesso si tratta di più pavimenti sovrapposti che sono stati realizzati in epoche diverse. Il mantenimento di questa è sicuramente un obiettivo della salvaguardia del bene. Grazie di aver organizzato questa cosa e di aver dato la possibilità di avere un terzo importante contributo per avere uno strumento nella biblioteca che possa diventare uno strumento di lavoro. Grazie. Ora la parola al professor Ferlenga. Buongiorno a voi. Io sono molto contento di essere qui a questa giornata, pur essendo probabilmente tra i meno adatti all'argomento di cui voi discuterete. Sono contento di portare il vostro saluto, di aver incontrato qua Mario Piana e Lorenzo Lazzarini, che da anni lavorano poi all'interno di UAV, anche grazie a una struttura d'eccellenza che abbiamo, che è il LAMA, quindi il laboratorio di studio dei marmi antichi, e quindi c'è un coinvolgimento che va un po' al di là del saluto a una delle tante manifestazioni che si fanno poi in questa città. Poi c'è forse una ragione personale, ma come sempre poi gli architetti tendono, quando sull'argomento specifico, tendono un po' a divagare, ma c'è anche una ragione personale che mi porta ad essere, come dire, interessato non tanto al tema in sé, il pavimento barocco, ma quanto a tutto ciò che sta alle spalle di quel tema, la provenienza delle pietre, la geografia che in qualche modo questa costruzione, questo disegno simbolico, che spesso è appunto una semplice pavimentazione, poi si porta dietro. Io mi sono occupato per altri motivi, di una grande pavimentazione, non barocca, moderna, ma con un significato simbolico non minore, che è la grande pavimentazione che, recuperando tutta una serie di marmi di provenienza diversa, moderni, antichi, di scarto e non di scarto, ha costruito una sorta di grande geografia simbolica nel luogo forse più importante per la cultura occidentale, quindi in quei percorsi attorno all'Acropoli, rispetto ai quali non era possibile fare quasi nulla, non era possibile, non era lecito fare quasi nulla, ma attraverso una semplice pavimentazione si è ricostruita una simbologia, ma anche una possibilità di riaccendere un dialogo con i monumenti che l'esistente sembrava non permettere più. In quella pavimentazione, una grande opera simbolica, ha ricostruito qualcosa che nessun'altra cosa poteva fare, una superficie, un piano, un pavimento calpestato oggi da milioni di turisti, che però compie la magia di rimettere in evidenza alcune relazioni, perché quello era un mondo, quello era quello dell'Acropoli, che viveva essenzialmente di relazioni con il paesaggio, non solo con la presenza di monumenti semplici. E poi c'è un'altra cosa, una cosa che devo dire, a me sarebbe sempre piaciuto conoscere o vedere, una sorta di geografia del Mediterraneo fatta attraverso le migrazioni del Mediterraneo, e su questa grande parte del Mediterraneo, che in parte c'è, cioè nel senso ci sono dei pezzi, piacerebbe che fosse mostrata in grande, dando nome ai singoli frammenti, si ricostruisse questa vicenda di scambi di manufatti o di scambi di materiali, perché poi entrambe le cose ci sono, che dà il senso vero della cultura intrecciata di questo mondo. Io devo dire che c'è un luogo, ci sono molti luoghi che esprimono questa naturale predisposizione, spesso con intenti non del tutto nuovi, trasferire luoghi e pietre anche con significati simbolici, ed è una spiaggia, un luogo di Leptis-Magna. Leptis-Magna sono appoggiate ancora sulla spiaggia 7 colonne che erano parte di un furto sostanzialmente perpetrato dal console, mi pare, francese, che stava incominciando a trasferire una parte delle colonne di Leptis, che avrebbero poi avuto, alcune di queste avrebbero poi avuto locazione a Saint-Germain-des-Prés, dove si possono ancora vedere. Ma la storia di questi trasferimenti è una storia interessantissima. Venezia è un luogo straordinario rispetto a questo. Materiali trasformati, pezzi tagliati, colonne che diventano decorazioni, eccetera, eccetera. E c'è una grande possibilità, o ci sarebbe una grande possibilità di come dire, far leggere tutto questo, che non sempre è evidente poi a chi non conosce la storia. C'è un ultimo caso che vorrei citare, perché è tragicamente
noto a tutti, ed è il caso di Palmira, il caso tragico, potremmo dire, di un urbicidio, cioè una città che è diventata ostaggio, una città che sta per essere totalmente assassinata. Alcuni degli elementi, il Tempio di Bel, che era un tempio fantastico, è stato raso al suolo, l'arco trionfale a base triangolare, le tombe, eccetera, eccetera. Pochi sanno che Palmira è storicamente legata, attraverso trasferimenti di pietre e di idee, a un altro luogo europeo, che è San Pietroburgo. San Pietroburgo è stata chiamata la Palmira del Nord, si sapeva poco di questa vicenda, in parte è stato possibile ricostruirlo, ed è paradossale pensare che chi ha demolito oggi quei monumenti li ha demoliti per rispondere a un bombardamento russo in Siria. Quelle due città, Palmira e San Pietroburgo, sono state legate fin dai tempi della fondazione di Palmira da legami strettissimi, e che l'ultimo fatto di questa epopea, che risale veramente alla fine del Seicento, attraverso disegni, e sarebbe lungo raccontarlo, è proprio il trasferimento di alcune pietre di Palmira a San Pietroburgo, una tariffa che è stata alla base della traduzione, peraltro, della lingua di Palmira, e altre pietre che sono state trasferite, ma eravamo già alla fine dell'Ottocento, da archeologi russi a sancire questo. Nessuno di coloro che hanno distrutto gli archi di Palmira sapesse di questa vicenda, e né di coloro che stanno bombardando la Siria sapessero di questa vicenda, ma in realtà lì, attraverso questo passaggio di pietre, questo semplice passaggio di pietre, è stata mantenuta in vita da fine 600 a fine 800 la vicenda di due città che erano fortemente legate. E il Mediterraneo è pieno dei trasferimenti e dei legami culturali che passano attraverso trasferimenti di pietre, che poi diventano pavimenti, che poi diventano decorazioni o altro. Grazie. Grazie. Devo dire che qualcuno evidentemente ha accolto questa tua idea, forse già in anticipo, perché si sta costruendo a Re di Puglia un piazzale di fronte al Museo della Grande Guerra, dove saranno rappresentate tutte le pietre delle regioni d'Italia, idealmente tutti i comuni, ma è impossibile, quindi tutte le province almeno saranno rappresentate. Do ora la parola al professor Wolters, che è stato uno degli artefici, assieme a Mario Piana e a me, di questo convegno, il quale introduce esso e poi farà da moderatore per la prima sessione. Come prima cosa vorrei ringraziare i due ospiti che hanno avuto la grande gentilezza di parlare e di introdurre ai lavori la sovrintendente e il rettore dell'UAF. Quello non è normale avere queste presenze in questo tipo di convegni. Grazie. Poi come moderatore mi limiterò a fare i ringraziamenti di rito che in un caso come quello non si può mica omettere. Il convegno che sta per iniziare deve moltissimo ai presidenti dell'Istituto Veneto Gian Antonio De Agnelli e al suo successore e presidente attuale Gerardo Ortalli. Senza il loro appoggio i curatori non sarebbero mai riusciti a riunire tanti studiosi per parlare di un argomento che nei testi di architettura veneziana è quasi inesistente. I primi passi per un viaggio che oggi cominciamo insieme in un mondo che abbiamo non solo sotto i nostri piedi, ma anche davanti agli occhi, sono stati accompagnati dall'entusiasmo del cancelliere Alessandro Franchini. La realizzazione del progetto dobbiamo alle premure del suo successore Giovanna Palandri. Sebastiano Pedrocco, con gentilezza e efficienza, ha portato avanti l'organizzazione modello. La ditta Morselletto di Vicenza, come i tempi non facili che corrono, la realizzazione di queste 2 giornate, e ne siamo grati. Poter realizzare un convegno dell'Istituto è un'esperienza invidiabile. Siamo stati a 3 a portare avanti il nostro comune progetto. Per me la collaborazione con gli amici di lunghi anni
Mario Piana e Lorenzo Lazzarini è stata, come sempre, piacevolissima. E per non perdere ulteriori aggiunte, do subito la parola a Giovanni Cagnato, storico, funzionario dell'Archivio di Stato ai Frari, ben noto e non solo nel piccolo mondo degli studiosi, come autore di vari libri, tra i quali quello molto famoso sulle arti edili a Venezia, scritto assieme a Michela Dal Borgo. Cagnato ci offre note archivistiche sui pavimenti lapidei veneziani. Prego. Grazie all'Istituto per avermi voluto invitare, grazie soprattutto a Wolfgang Wolters che insistette molto perché io partecipassi a questo incontro e io avevo molti dubbi al riguardo. Non sono uno storico dell'arte, non sono uno storico dell'architettura, anche se ricordo ancora come se fosse ieri, quasi 40 anni fa, alcuni straordinari interventi, alcune straordinarie lezioni di Manfredo Tafuri e poi le lezioni di Dorigo, di Concina, in generale sull'architettura veneziana, soprattutto per quanto riguarda il gotica. Tornare qui dopo quasi 20 anni da un altro importante convegno che fu dedicato agli agostiniani in Santo Stefano, alla chiesa e alla vicenda della chiesa di Santo Stefano nel 96, se ricordo bene, quindi parliamo quasi di 20 anni fa, è quasi un chiudere il cerchio e lo vedremo alla fine con un paio di documenti, credo, meno noti, che riguardano proprio l'area di Santo Stefano e San Vidal e l'edilizia che esiste e che forse sono meno conosciuti. Mi diceva anche Wolters che non si sa nulla di pavimenti barocchi per quanto riguarda fonti documentarie. Non è vero che non si sappia nulla, non si sa molto, ma quali sono i motivi? Francamente non lo so. Uno potrebbe essere che comunque nell'edilizia veneziana prevale sempre il terrazzo alla veneziana rispetto ai pavimenti lapidei, quantomeno per i piani in soler, fatta eccezione per i piani terreni. L'altro perché manca ancora, forse, una sistematica indagine su alcune fonti archivistiche meno conosciute. In primis, direi, quel mare magnum dato dagli archivi notarili, che conserviamo con continuità dal pieno medioevo, dal 200 fino a quasi ai giorni nostri, e che per quanto riguarda gli atti inter vivos, e quindi i contratti, i livelli, le affittanze, gli accordi fra vivi, appunto, e non di ultima volontà, non dispongono di quegli strumenti di corredo che invece, almeno in parte, vi sono per quanto riguarda gli atti notarili di ultima volontà, e quindi schedari nominativi dei testamenti e quant'altro. Quindi, quali sono stati i tentativi che ho portato avanti per verificare se c'è qualcosa di nuovo? Innanzitutto la bibliografia. Qualche volta le fonti citate vengono citate per altri motivi e non entrano nel merito di aspetti così precisi, precisi appunto come possono essere le pavimentazioni dell'edilizia veneziana. E oltre ai lavori delle persone che ho citato, che non sono più con noi, ricordo i lavori di Mario Piana, di Nubar Janigyan sull'edilizia civile veneziana e di tanti altri studiosi. E ricordo anche, volevo farne un cenno, gli studi che furono a loro modo nei secondi anni 70, primi anni 80, credo nei secondi anni 70, aveva affrontato le questioni dell'edilizia veneziana da un punto di vista al tempo abbastanza inedito, vale a dire il punto di vista delle maestranze, i documenti legati alle maestranze, i rapporti che intercorrevano fra gli artigiani delle varie arti o corporazioni che concorrevano all'edilizia, alla produzione edilizia.
Poi vi sono due lavori recenti, ambedue del 2010. Già citato, il volume curato da Wolfgang Wolters e Lorenzo Lazzarini sui pavimenti lapidei di epoca precedente al barocco, che a me come incompetente in materia mi hanno dato molti spunti e molte indicazioni per meglio comprendere la scarna documentazione che è stata rinvenuta. E sempre nello stesso anno un lavoro a suo modo straordinario che è dato dai palazzi veneziani di Rössler, dedicato anch'esso però a epoche precedenti il barocco, dedicato al 3-400. Va detto, e ne citerò un paio, che comunque pur essendo limitato a questa scansione temporale precedente il manierismo e il barocco, non manca di offrirci in appendice una serie di trascrizioni integrali di documenti dei giudici petizione, del notarile atti, che descrivono in modo accurato e sistematico le partizioni interne di molti palazzi, anche se il termine palazzo, come ben mi insegni, è improprio, le case domenicali che abbiamo a Venezia. Quali sono quindi questi tentativi che ho portato avanti, partendo da quel poco che esiste in bibliografia? Qualche tentativo in seno alle magistrature e agli organi dello Stato che o indirettamente competenti in materia edilizia. I già citati giudici del proprio, i già citati giudici di petizione, che intervenivano in caso di divisioni, di contestazioni fra propinqui laterani, cioè fra proprietari di edifici l'un l'altro vicini, ovvero in caso di eredità giacenti, la redazione di accurati inventari dei beni immobili, ma soprattutto mobili del defunto di turno o della commissaria di turno, che qualche volta ci consentono di sapere non soltanto l'arredo delle varie stanze degli edifici presi in esame, bensì anche la struttura, le caratteristiche estrinseche, fisiche dei vari locali. Vi sono anche altre magistrature, una di cui non mi sono occupato, ma sicuramente se ne occuperà uno dei relatori che ci seguiranno, Martin Geier, che seguirà come terzo relatore. Non me ne sono occupato, ma per quanto riguarda le azioni pavimentali di aree pubbliche o aperte al pubblico, come possono essere i selciati antistanti le chiese, ha sicuramente utilizzato quanto rimane, quel poco che rimane dell'archivio dei provveditori di comune, che avevano una competenza quasi esclusiva sulla gestione, manutenzione e ricostruzione degli spazi pubblici in senso lato, dalle fondamenta ai campi, alle vere da pozzo, ai ponti e quant'altro. In qualche modo, pur avendo competenze via via più limitate, i giudici del Piovego, ai quali era demandato verificare nel caso di un ampliamento di un edificio che in qualche modo investisse aree pubbliche, potesse creare discapito al pubblico, avevano il compito appunto di andare in sopralluogo, verificare le perimetrazioni, verificare i progetti prima dell'avvio dei lavori e dare disposizioni a riguardo al privato committente o all'impresario che li aveva assunti. Poi c'è soprattutto, ma limitatamente all'edilizia pubblica in senso lato, c'è l'archivio del Magistrato al Sal. Magistrato al Sal che nasce abbastanza tardi, in forma permanente, 1428, e da sempre e mantiene fino alla fine della Repubblica competenza esclusiva nel finanziamento, ma anche come si può dire, nella sovrintendenza tecnica di restauri, manutenzioni e ricostruzioni di edifici pubblici, da ovviamente il Palazzo Reale a tutti gli
i locali destinati a uffici e magistrature veneziane, ai magazzini del sale e quant'altro, ovviamente, ma anche ai templi votivi. E quindi chi indagasse sul Redentore, sulla chiesa del Redentore, chi indagasse sulla chiesa di Santa Maria della Salute, che non sono chiese, sono templi votivi voluti dal Senato, voluti dallo Stato, troverà documentazione appunto nelle carte di questo archivio. Come troverà documentazione chi si occupasse di difese litoranee piuttosto che di lazzaretti veneziani, anche e soprattutto fino all'istituzione e al consolidamento del magistrato della sanità, competenza diretta del magistrato al SAL, che non a caso aveva al suo servizio architetti e proti che sovrintendevano a queste cose. Mi chiedevo, ma Mario Piana me lo insegna, come mai, per esempio in Palazzo Ducale, compulsando quella straordinaria raccolta che ben conosce a memoria del Lorenzi sui monumenti documentari del Palazzo Ducale, 1806, non si è trovata traccia di interventi, se non limitatissimi, Saisar un camin, e quindi il patto, la parte sottostante di un camino o di una nappa, in Palazzo Ducale. Il motivo, ripeto, ce lo insegnano i tecnici come Mario Piana, è dovuto al fatto che in gran parte dell'edilizia, che ha caratteristiche molto particolari in Venezia, c'è necessità di superfici calpestabili deformabili, termine che ho imparato oggi da Mario, deformabili, non plastiche o elastiche, ma deformabili. E quindi le grandissime superfici a terrazzo che tutti conosciamo in Palazzo Ducale sono la riprova evidente di questa consuetudine. Un solo documento fra i tantissimi, 1729, in cui si parla appunto di interventi di aggiustamento dei terrazzi conforme al solito, eccetera, eccetera, sia in collegio, in segreta, nella Camera vicino alla medesima e nella del Maggior Consiglio e scrutinio ed altro. Per il tutto stroppato busi, reboccato sfissure e dato solo il suo olio di lino, come si usa ancora oggi e come l'amico Crovato che vedo qua presente ben sa, avendo in gioventù fatto il mestiere. Anche per le forniture, e questo è il secondo e ultimo documento più o meno casualmente ricercato per il Palazzo Ducale, anche le forniture di pietre vive in genere non sono destinate a utilizzo per azioni. In questo caso 1575, all'indomani del primo incendio di palazzo, il secondo sarà 3 anni dopo, nel 77, una delle tante registrazioni contabili conservate negli archivi del Magistrato al SAL riguarda appunto la fornitura di pietre vive da Cadore, ma destinate qui espressamente per le porte della Sala dei Pregati, e sotto la seconda registrazione contabile di pietre vive di Rovigno portate da Andrea De Simonetto, giusto il suo marcado, quindi giusto il contratto che per consuetudine aveva con il pubblico. All'interno del Magistrato al SAL, ed è questa una prassi abbastanza consueta nella pratica veneziana, si conservano, e c'è un motivo, anche le carte di 2 organi eletti con mandato a termine, come era appunto consuetudine al presentarsi di necessità contingenti di creare speciali commissioni, speciali magistrature che duravano il tempo necessario a espletare quanto loro demandato, ed erano i provveditori alla fabbrica del palazzo e i provveditori alla fabbrica delle Prison, poco dopo. Quindi fabbrica del palazzo nascono con il primo incendio di palazzo, i provveditori delle Prison nascono nel primo 600 con l'avvio della costruzione delle nuove prigioni oltre il Rio a Castello. Più consueto e più facile è trovare documentazione sia grafica sia scrittiva, quietanze, fatture, polizze, pareri,
relativa a pavimentazioni lapidee in edifici sacri o in edifici di corporazioni di mestiere o scuole di devozione. In questo caso abbiamo, ma non è inedito, abbiamo un bel disegno databile, non datato, del primo Settecento, probabilmente del primo Settecento, che riguarda una proposta, un progetto che verrà realizzato di pavimentazione nella chiesa di San Marco, che era, ricordiamolo, cappella dogale, non era una chiesa, bensì la cappella del Doge. A questo disegno, che si conserva non a caso nell'archivio dei procuratori di San Marco, competenti appunto sull'area marciana e sulla basilica, è allegato, ma allegato fisicamente, senza che ci sia un nesso logico, una descrizione. Lavoro fatto di materiali e fattura giusto il disegno misurato. Si ritrova facce quadrate 92. E questo forse si riferisce a quel disegno che abbiamo visto. Contorno di un circolo formato a triangoli, sono once quadrate 25. Un'oncia quadrata è grosso modo 10 cm quadrati abbondanti, grosso modo. Ma di questa non esiste una rappresentazione disegnata, come possiamo vedere. Altro repezzo, in piccolo, sono once 82. Poi fa il calcolo dei piedi quadrati e ci racconta in calce che una parte di questi marmi sono di pietra di diaspro di Cecilia, cioè di Sicilia. Si diceva molto più frequente, sia perché appunto sono sempre o quasi piani terreni, sia perché la committenza di molte cappelle di edifici religiosi, di chiese o di scuole grandi è privata o di persone giuridiche private. Due esempi, ambedue credo abbastanza noti. Sulla sinistra la pavimentazione di una cappella di San Giovanni Evangelista, quindi scuola grande di San Giovanni Evangelista e vicina chiesa, che ad essa era collegata, e sulla destra la cappella di San Saba, che venne commissionata nell'ultimo Cinquecento, negli ultimi anni del Cinquecento, da un ramo del Casato dei Tiepolo in Sant'Antonin, nella chiesa parrocchiale di Sant'Antonin. Non dico ovviamente cose nuove, Stefania Mason Rinaldi, che ho visto fra di noi, ne ha ricavato studi importanti. E poi, come si diceva, oltre a San Giovanni Evangelista, la scuola grande di San Marco, che Lazzarini ha ben descritto nel volume del 2010, e in questo caso la pavimentazione della più maestosa fra le scuole grandi, cioè quella di San Rocco. E altri esempi, appunto, desunti dall'archivio della scuola grande di San Rocco. Mostrati così un po' di questa documentazione, sia grafica sia descrittiva, credo di potervi mostrare documenti che non sono rilevanti, ma sono poco noti o forse ancora inediti. I 3-4 documenti che vi presento possono aiutarci a capire quali fossero le maestranze e le sottoarticolazioni fra le maestranze delle varie arti edili che intervenivano in un'opera edilizia, una costruzione o un restauro edilizio. Si riferiscono al H. Grimani di Santa Fosca, che fu oggetto di un restauro, fra virgolette, cioè in sostanza di una ricostruzione, nel primo decennio del Settecento, fra il 1708 e il 1712. Ne ho scelti alcuni fra le centinaia e centinaia di polizze, fatture, quietanze e altri documenti di natura contabile che, conservatisi fortunatamente integri, ci consentono di seguire quasi giorno per giorno l'attività di queste maestranze, l'arrivo delle materie prime o semilavorate, il costo della peata e dei facchini,
i limiti lavorativi che le maestranze iscritte alle diverse arti avevano l'una verso l'altra. Dove arrivava il muratore, a un certo punto doveva fermarsi, interveniva il marangon, salvo casi d'urgenza. Dove interveniva il tagliapiera, qualche volta, e ci sono dei riscontri documentari, consegna i lavori illustrati a piedopera e poi ci sarà il maestro muratore che provvede a saisar, a mettere giù il saiso. In questo caso, come abbiamo visto dai disegni, e ce lo confermano, la stragrande maggioranza dei pavimenti lapidei non particolarmente contenenti importanti decorazioni sono il bianco e il rosso. E nel nostro caso, in questo caso, sappiamo che questo pagamento fatto a un murer, Piero Minella, nel 1712, per aver salizzato di quadri rossi e bianchi e camin e dato il suo olgio di lino, di roba e fattura d'accordo lire 10, bene, questo pagamento saldato da Francesco Grimani, dal proprietario, ci conferma appunto che almeno in parte questo edificio viene rivestito nei piani di calpestio con quadrati alternati rossi e bianchi. E l'ultimo documento che vedremo oggi, e che si riferisce a un luogo qua vicino, ce lo conferma. Altre fra le mille polizze che abbiamo individuato, polizza di taolette. Taolette, ho motivo di credere che si riferisca anch'esso al quadrato lapideo, lavorato e illustrato. Fatte da me, Mistro Vettor Passa Manaro, taolette numero 52, a soldi 24 l'una, d'accordo. Vedete che diciamo, la polizza è sottoscritta da Andrea Tirali, che è il sovrintendente della ricostruzione di Cagrimani. Sempre a Santa Fosca abbiamo una sottoarticolazione. Questo signore, Pietro Bisson, si qualifica e si sottoscrive con la croce non sapendolo scrivere, fregador. E poi ci sono anche illustradori. Quindi sono in qualche modo sottoarticolazioni non necessariamente, come si può dire, ratificate in forma giuridica come potevano essere certi colonnelli di altre corporazioni, ma che rappresentano la madre dei Tagliapiera. E quindi Piero Bison Fregador dice di aver ricevuto dall'eccellentissimo Francesco Grimani lire 23, soldi 2, per sua fattura di fregar 33 tavolette per il salizzo della entrada nuova, eccetera, eccetera, eccetera. Intervenivano anche i muratori, i capimistri muratori, che in qualche maniera diventavano una sorta anche di impresario ante litteram, varie maestranze generiche, e fra le tante indicazioni di lavori fatti nel 1710 il nostro Piero Minella Murer, nel palazzo dove abita il nobiluomo Francesco Grimani, ci racconta, mi pare l'ultima, di aver messo 2 scalini alla scala che va nel Soler de Sora e aver desfatto il patto, sbadagiato, il patto, quindi la parte pianeggiante fra le rampe, non riesce, delle porte, e aver salizzato il detto patto de tavolette, eccetera, eccetera. Un'altra fra le tante fatture, tutte coeve, nell'arco di 2 o 3 anni, l'arco cronologico è quello, fa fede Francesco Dappart, Tagliapietra, di aver visto e rivisto la pietra grezza di patron Bortolo Granisi. Questo forse è un documento poco noto o non conosciuto e farà felici gli storici della scultura dell'epoca. E sono miera 50, dico 50. E cosa dice? Si dovrà batter 5 pessi, inteso come pezzi.
in disfalco di Miera 50, che hanno avuto il sculto, e sappiamo che è Cabianca, lo scultore, e un pezzo che serve per l'altare, vale a dire da questo grande monolite che arriva con dei barconi nell'area del cantiere, si devono ricavare 6 pezzi, 5 da destinarsi allo scultore Francesco Cabianca o per l'altare di San Marciliano, della vicina chiesa parrocchiale di San Marciliano, che rientrava nella cui giurisdizione rientrava appunto l'edificio. E infatti viene precisato sotto, c'è sempre, come vedete, la sottoscrizione di Andrea Tiralli al centro del documento. Il pezzo pietra che serve per l'altare di San Marciliano, che dovrà di questo essere fatto debitor, maestro da par tagliapietra, è Miara 1 e un quarto e importa lire 9 e 10, quindi pesa Miara 1 e un quarto e ha quel valore. Il resto delle 50 migliaia, 48 e 3 quarti, è destinato alla fabbrica e statue. Le statue, lo sappiamo da un altro documento che forse ho sotto mano ma non vorrei tediarvi troppo, i 5 pezzi per statue peseranno 15, quindi rimangono circa 34-35 migliaia come peso, unità di peso grosso per la pietra, destinati si presume in larga misura per le erte di pietra viva, delle balconate, dei balconi, dei portoni e quant'altro, forse almeno in parte per selciature almeno parziali. E veniamo al secondo fascicolo di documenti che spero qualcuno mi smentisca, credo siano inediti. Questo fanno parte di 2 distinti lacerti di archivio che sono in corso di definitivo ordinamento e che credo per la gioia anche di Massimo Favilla e di altri storici dell'epoca e di quanti si occupano del Gaspari, verranno messi a disposizione in tempi brevissimi agli studiosi e quindi già fra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo si sta completando, grazie all'intervento di alcuni colleghi, quanto ci è pervenuto. Sul coperta in cartoncino grezzo di questo fascicolo viene indicata, forse a posteriori, forse coeva, l'oggetto, scala scoperta di K. Moresini. K. Moresini, cioè K. Moresini Gattenburg, che sta a pochi passi da dove noi ci troviamo. In realtà non è vero, ci sono solo 2 documenti all'interno di questo fascicolo rilegati a posteriori che riguardano una proposta progettuale di Gaspari per realizzare la scala esterna, una, o meglio 2, sono pareri di Iseppo Benoni, che esprime appunto il suo parere tecnico sulle problematiche che evidentemente erano emerse nel cercare di far stare questa grande scala esterna in un ambiente asimmetrico, irregolare, come era il cortile della K. Morosini. Fatalità, ieri, sul leggo, lo stesso giorno in cui avevo messo insieme ieri questi documenti, leggo che Palazzo Morosini di Santo Stefano, già residenza di Francesco Morosini Pelloponesiaco, che è il vero committente, perlomeno iniziale, questo edificio che è 2 minuti, ho finito, grazie professore, questo edificio verrà destinato appunto a altre cose. E il primo documento che troviamo è una polizza perizia del Tagliapiere che interviene, 1670, e vado a chiudere. Questo documento che vedete è l'incipit, autografo almeno nella sottoscrizione, del Gaspari, che partendo alla lontana da Vitruvio e dai grandi classici
arriva a definire, secondo lui, quale dovesse essere il modo migliore per creare questa scala. 1670 circa, ma non sappiamo l'anno esatto. Forse qualcuno, chi verrà dopo di me nel convegno, che io confesso di non conoscere del Gasperi, e che qui sono citati, ma non sono conservati in questo residuo di archivio. E questo è l'ultimo documento. Professore, spero di non essere stato troppo lungo, ma di aver dato qualche esempio, per quanto non sistematico, delle opportunità che un'indagine sistematica sui fondi d'archivio può offrirci. Questo è l'unico documenti che non c'entrano nulla con la scala esterna, col progetto di scala, e che sono conservati però in quel fascicolo, che si riferisce ai nostri pavimenti. Ed è però 15 anni dopo l'avvio dei lavori all'esterno, o la progettazione dei lavori all'esterno, 1685, 23 ottobre, come vedete. E quindi, come con la presente scrittura, quale si forse e vigore, come se fatta fosse per mano di pubblico notaio, quindi ha scritto un accordo fra privati, fra il Comune e Itagliapietre, si obbliga Domino Santo Euseppo Fratelli del Fu Battista, Quondam Battista Girardi, Tagiapiera, di lavorare perfettamente e il medemo far pianar e lustrar quadri 1000 in circa, per conto del nobiluomo Lorenzo Morosini, cavaliere. Beni, da essi fratelli, visti e revisti, essi quadri grezzi, quindi che arrivati allo stato grezzo, che loro dovevano impegnarsi nel giro di pochi mesi a levigare e a rendere perfettamente utilizzabili. E vistone, continuano, doi degli medemi lavorati, un bianco, ancora una volta, e un rosso, quali dovrà restare per campion, fino al finimento di esso lavorier, che si obbligano ad essi fratelli, impegnando i propri beni, eccetera, eccetera, a compiere entro il mese di aprile dell'anno successivo, 1686. Grazie. Come c'era da aspettarsi, dall'archivio vengono non solo tanti materiali, ma anche materiali visivi sconosciuti, e spero in questo comune viaggio che faremo nei prossimi giorni che si riuscirà a mettere insieme un grande compendio di disegni, di acquarelli e di materiali che servono per ricostruire quel mondo dei pavimenti finora inesistente, ma che spero dopo la conclusione dei nostri lavori avrà del quale avremo forse una prima idea. Grazie Cagnato. Lorenzo, per cortesia. Presentare qui Lorenzo Lazzarini è, come si dice dalle nostre parti, Eulen nach Athen tragen, ma date che turco non traduco. Geologo, professore emerito dell'UAF, lo specialista, lo specialista in assoluto per quel che riguarda l'argomento delle tante varietà di marmi, non solo nei paesi del Mediterraneo, autore di infiniti saggi su singole qualità delle pietre e dei marmi e sulle cave innanzitutto della loro provenienza, tutte visitate. Dà un nome ai materiali dei quali lo storico dell'arte quasi sempre precisa solo il colore. Parla sui materiali lepidei dei pavimenti barocchi veneziani. Lorenzo. Grazie delle gentili parole e anche soprattutto per il prestito prezioso di molte delle immagini che mostrerò. Devo iniziare con delle premesse. La prima, più importante, è che ho considerato soltanto pavimenti, diciamo, di aule
e non diciamo per esempio le pedane degli altari, che sono molto più complesse, ma mancano ancora di più che per i pavimenti studi di altaristica, che sarebbe opportuno invece lanciare e approfondire. Un'altra premessa è che ho avuto molta difficoltà a riuscire a datare con precisione i pavimenti, per cui c'è una oggettiva difficoltà di distinzione tra XVI e XVII secolo. Abbiamo bisogno di tanti cagnato che lavorino diciamo, innanzitutto in archivio e che ci diano delle date sicure che possono creare diciamo, dei punti fermi sui quali io e altri poter poi lavorare. La terza e ultima premessa è che mi sono occupato esclusivamente della identificazione autoptica delle pietre, cioè ho identificato ovviamente le pietre che conosco. Ce ne sono però alcune che ancora sfuggono a una determinazione sicura. Devo dire poi ancora che ho studiato soprattutto chiese e scuole, ho invece avuto l'occasione di studiare pochi palazzi anche per la... come conclusione che anticipo è che tutto sommato le specie litiche che sono state adoperate nel 600 e nel 700 non sono particolarmente numerose, sono molto meno numerose dei pavimenti di età romanica, diciamo, e ancora meno numerose dei pavimenti di età rinascimentale, che reimpiegano moltissimi dei materiali antichi che costituiscono i pavimenti, diciamo così, romanici. Anche per una classificazione proprio sulla base del numero dei materiali presenti nei pavimenti, per cui ho suddiviso anche nelle immagini che mostrerò i pavimenti, diciamo, dilitici, costituiti da due pietre, dai trilitici, tetralitici e i polilitici, che sono tutto sommato diciamo, quelli meno abbondanti in assoluto. Comincerò con mostrarvi degli esempi e parto dalla chiesa dei Gesuiti, che hanno diciamo, pavimenti sia a opus sectile, che vedete qui in basso, sia pavimenti ad intarsio. Sono dilitici, le pietre costituenti sono la pietra d'Istria, la bianca, e il verde Alpi o verde antico. Io credo che il verde Alpi non costituisca una sostituzione o un restauro del verde antico, ma che non ci fosse stato sufficiente verde antico sin dall'origine e che quindi sin dall'origine questa pietra più pregiata del verde Alpi sia stata integrata col verde di provenienza piemontese e o aostana. Ecco un altro esempio di pavimenti dilitici, quelli che citava prima John, quelli bicromi, rossi e bianchi, che sono di gran lunga i più comuni. La pietra bianca è ovviamente quella istriana, mentre quella rossa è il broccato rosso di Verona, dalle zone dei Lessini, essenzialmente Sant'Ambrogio di Valpolicella, Domegliara, ma anche Caprino Veronese e altre località. Vedete altri pavimenti dilitici, però decisamente più preziosi, sia per il disegno che per i materiali. Qui vi faccio notare quello in alto, chiamata anche pietra della Lessinia, una pietra che viene dalla zona di Sant'Anna di Alfaedo e da altre località. Fortunatamente poco usata a Venezia, devo dire, perché non è una pietra di buona qualità, si deteriora rapidamente, ma che comunque era una pietra di facile reperibilità e anche di poco costo. Qui viene associata alla lumachella di San Vitale, che è la pietra grigia che vedete qui, con quelle strie bianche che penso molti di voi non sanno, ma sono dei fossili, sono di età liassica, un fossile che ha creato molti problemi ai paleontologi, che hanno però in definitiva compreso che si tratta di sorte di grandi ostriche, diciamo, fossilizzate.
di questa pietra vedremo poi degli altri esempi di colore diverso dal grigio, anche vari colori che sono stati usati sempre a Palazzo Pesaro, come quest'altro pavimento che vedete qui in basso, ancora più bello per il disegno, dove assieme al marmo di Carrara, la pietra d'Istria, è stata usata la macchia vecchia di Verona, che è una pietra abbastanza rara a Venezia, che proviene sempre dalla Lessinia, da Vergnana e da altre località, e che è stata impiegata esclusivamente per rivestimenti. Ce ne sono dei begli esempi, per esempio all'Ateneo Veneto. Qui potete vedere anche pietre diverse che però sono spurie, sono di vecchi restauri, ad esempio il Fior di Pesco che vedete qui, che è sicuramente un vecchio restauro, invece quest'altra pietra più scura che è una lumachella spagnola è recentissima ed è da associare a dei restauri non molto apprezzabili, diciamo così, che sono stati fatti alcuni decenni fa. Qui vedete sempre pavimenti di litici, sempre di Palazzo Pesaro, dove alla pietra di Plum sono associate appunto le varietà policrome di lumachella di San Vitale. Ancora di litici sono i pavimenti di San Nicolò del Lido. L'ardesia viene associata al rosso di Verona e talvolta anche in trilitici al marmo di Carrara o alla pietra d'Istria. Vi faccio notare la perfetta somiglianza sia di disegno che di materiali che si riscontra nell'ambulatorio di Santa Maria della Salute e di San Pietro di Castello. Forse uno stesso fornitore, un modulo, diciamo, che era comune all'epoca e che veniva ripetuto in edifici diversi. Sempre trilitico è questo bellissimo pavimento di San Giorgio, dove anche qui avete pietra d'Istria, ardesia e broccato rosso di Verona. Ancora una volta pavimenti trilitici, però con disegni molto più complessi, nella Basilica di San Giovanni e Paolo. E sempre trilitici ancora questi esempi di bei pavimenti ad Intarsio, nella chiesa degli Scalzi, dove riscontriamo che in una lastra incassante, diciamo così, che ospita le pietre di pietra d'Istria, abbiamo inseriti dei verdi alpini, verde Alpi, una ardesia e l'arabescato orobico, questo che vedete. L'ardesia talvolta è di sostituzione e di integrazione del verde Alpi, mentre invece in quest'altro esempio avete il bardiglio di Carrara associato all'ardesia, essenzialmente trilitico, e anche il grande bellissimo pavimento di Giorgio Massari, questo fortunatamente ben datato, 1752, che si trova nella sala capitolare della scuola di San Giovanni Evangelista. Trilitico è anche il pavimento attorno all'altare. Qui abbiamo le stesse pietre che abbiamo visto prima, qui invece abbiamo l'associazione di marmo di Carrara con bardiglio sempre di Carrara e breccia di Seravezza. La breccia di Seravezza è dalla versione una pietra introdotta nel Cinquecento, che è stata poi molto diffusa un po' in tutta Italia e diciamo, non manca mai in edifici o in parti di edifici di età barocca. Passando invece decisamente a pavimenti tetralitici, anche questi abbastanza comuni, ne vediamo qui un esempio della libreria Marciana, un pavimento che originariamente era in opera nella scuola della Misericordia, che poi è stato tolto e trasportato e rimesso in opera alla libreria Marciana. La stessa cosa volevano fare per inciso del pavimento di San Giovanni Evangelista, e gli austriaci volevano staccare via tutto il pavimento di Massari e portarlo a Vienna e riutilizzarlo in posto. Ecco, qui in questo pavimento della libreria abbiamo l'associazione di Giallo Mori, un
un giallo che viene appunto da Mori, una località vicina a Rovereto, con il marmo bianco di Carrara, con l'Ardesia ligure e il verde Alpi. Bellissima anche l'aspetto, diciamo, questa prospettiva che dà il pavimento, che sembra quasi tridimensionale. Altrettanto bello e con materiali simili, manca il verde Alpi e il pavimento della Basilica di San Pietro di Castello, dove avete bianco di Carrara, Bardiglio, broccato rosso di Verona e giallo Mori, con cubi prospettici molto belli che ricordano il disegno che ha fatto vedere prima Caniato. Quindi che probabilmente era un modello che veniva diffuso tra i tagliapietra veneziani. Nel convento di San Giorgio abbiamo un pavimento sempre del tipo di quelli che abbiamo visto prima, quindi il più comune forse in assoluto nelle fabbriche barocche, però abbiamo nel pianerottolo anche qui un pavimento decisamente più prezioso, direi polilitico, dove abbiamo la macchia vecchia di Verona associata a un grigio carnico, al marmo di Carrara, broccato rosso di Verona e altre pietre ancora. Ecco, tutti i pavimenti che mostrerò ora sono prevalentemente polilitici. Il più bello di tutti è decisamente quello della Basilica della Salute, che ha nella parte centrale questo magnifico rosone. Ho messo qui per confronto in basso un pavimento simile, non dico che sia stato il modello seguito, perché si trova a Salamina di Cipro, anche se i veneziani sono stati a Cipro, però non in questo periodo, non credo che fosse qualche sopravvissuto, ma comunque per mostrare come sarebbero da confrontare, diciamo, i moduli che per esempio Guido Baldi ha messo a punto e ha studiato con i nostri veneziani, e creare magari un sistema di classificazione, diciamo, basato proprio sulla geometria dei disegni anche per i pavimenti tardi. Ecco, qui vedete poi la meraviglia del disegno e anche dei materiali di questo pavimento della Salute, dove abbiamo almeno una decina di pietre diverse, quelle che ho già citato, più ancora altre, diciamo, che non sto a elencare, che sono state talvolta anche trattate, ad esempio sfiammate, come potete vedere qui, i gialli e il giallo Mori, se riscaldato cambia di colore. Questo i tagliapietra lo conoscevano molto bene, questo fenomeno. Cambia di colore perché si disidrata il giallo dovuto a ossidi di ferro idrati, a limonite, viene usato per creare dei chiaroscuri artificiali che abbelliscono e impreziosiscono di molto il disegno e l'effetto, diciamo, cromatico del pavimento. Altri pavimenti molto belli sono nella chiesa di San Pantalon. Qui vedete la cappella di San Pantalon, anche qui con Bardiglio di Carrara, con il verde Alpi, con il broccato rosso di Verona, con il marmo bianco di Carrara, con il giallo Mori, e poi a contorno una imitazione del poliedro che si trova a San Marco e che viene attribuito, non so su quali basi, a Paolo Uccello. Comunque un effetto decorativo magnifico è quello che è stato ottenuto utilizzando Bardiglio di Carrara, bianco di Carrara e ardesia. Nel pavimento del presbiterio troviamo altri marmi ancora che non si vedono qui, associati a quelli già detti. C'è il nero di Varenna, il rosa. Abbiamo persino degli smalti vitrei color turchese che impreziosiscono ulteriormente questo pavimento stupendo. Qui Santa Maria degli Scalzi, torniamo e vediamo degli esempi di pavimenti delle cappelle laterali dove appunto compare
abbondantemente utilizzato il rosso di Francia. Questo viene dalla lingua d'oca, quindi era una pietra di importazione che veniva importata da Occidente. Ovviamente arrivava a Venezia via nave e ho avuto l'occasione di studiare un carico sommerso che è stato scavato da un collega di Ca' Foscari, il professor Beltrame, sommerso che si trova vicino a Capo Bon, quindi poco lontano, al largo diciamo di Catanzaro, per darvi un'idea. Questo carico era ritenuto romano, mentre invece l'identificazione dei marmi, in particolare la presenza proprio di rosso di Francia, ha consentito di stabilire la data diciamo al XVII secolo. È presente oltre al rosso di Francia anche il portoro, che è partita dalla Francia, che poi ha caricato marmo di Carrara e portoro in Liguria, e poi è andata a naufragare, forse diretta a Venezia, è andata a naufragare in Calabria, nel mare Ionio. Ecco, qui vedete disegni anche qui ripetitivi, queste grandi stelle, diciamo a più punte, che vengono ripetute utilizzando gli stessi marmi, quindi anche qui forse disegni che circolavano, dei cartoni che circolavano e che venivano realizzati più o meno sempre allo stesso modo e con gli stessi materiali. Scorro velocemente mostrandovi altri esempi ancora, San Giovanni e Paolo. Qui abbiamo il raro inserimento del verde antico. Ovviamente la committenza più ricca si riflette anche nella scelta di materiali più pregiati, come si può vedere anche in quest'altro particolare, che è quello del dépliant, del pavimento della cappella di San Domenico, dove abbiamo il marmo di Carrara assieme a Ardesia, Ligure, rosso di Francia, una pietra nuova, questa sì tipicamente barocca e forse datante, che arriva a Venezia sicuramente dopo il 600, che è la macchia vecchia di Arzo in provincia di Como. È una pietra molto comune a Milano, ad esempio nel Duomo di Milano ci sono vari altari addirittura con colonne di questa pietra. E poi abbiamo ancora il giallo di Mori e la breccia di Serravezza. Pavimenti più tardi sono come questo della Scuola della Carità, però stati ricavati sempre con materiali che ho già citato. Direi che vale la pena di mettere questo pianerottolo, che è sicuramente tra i più belli, anche questo ovviamente polilitico, perché vediamo l'inserimento nella pietra d'Istria, oltre del broccato dell'Ardesia, del marmo di Carrara, anche alabastro, che io penso sia alabastro toscano da Iani, Firenze. Era l'ultima immagine, vi faccio vedere invece riassunti un po' per alcune chiese la presenza di tutti questi litotipi. Prevalgono ovviamente le pietre veronesi, se vogliamo fare diciamo un ranking di abbondanza sui marmi toscani e sui marmi liguri. Le pietre antiche sono poche, cioè sono pochi gli esempi di reimpiego, anche perché sicuramente nel 600 comincia più materiale dal Levante, perché i turchi naturalmente controllano meglio i loro mari e quindi diciamo, sono più le pietre italiane, soprattutto trivenete, che abbondano. Io direi che questo trend, chiamiamolo così, viene confermato anche nei pavimenti delle scuole grandi. Direi che si può anche dire qualcosa sulle pietre che mancano, per esempio il diaspro di vedere prima che nei pavimenti c'è, ma è presente in piccole quantità. Si tratta del diaspro tenero di Sicilia, chiamato anche libeccio, che viene da Custonaci, quindi dal trapanese, mentre invece è abbondante appunto negli altari e a parete, quindi c'è un uso prevalentemente di rivestimento parietale piuttosto che pavimentale. Grazie.
andiamo avanti a grandissime cose. E do subito la parola, grazie Lorenzo, a Martin Geier. Martin Geier è storico dell'arte, insegna all'Università di Basilea. Il libro più noto uscito dalla sua penna porta il titolo Facciate sacre a scopo profano. Per quel che riguarda i suoi interessi veneziani, autore di saggi importanti, tra l'altro sulla funzione ecclesiastici e su tombe nel Cinquecento come quella di Caterina Cornaro. Ci offre appunti sulla pavimentazione esterna a Venezia. Dopo il suo contributo andremo insieme per una ventina di minuti a prendere il caffè ben meritato. L'annuncio già adesso. L'annuncio per la fuga? No. Grazie per... Sabotaggio. Grazie Wolfgang Wolters e anche grazie per l'invito. Sono ancora molto impressionato della relazione precedente e spero che quel poco che io possa contribuire a questa riunione di esperti possa fornire almeno alcuni chiarimenti. Ma devo dire che prevalgono le domande e i dubbi. Se l'argomento dei pavimenti all'interno degli edifici finora fu trascurato dalla maggior parte degli studiosi, per lo più quello delle pavimentazioni esterne. È ovvio che anche gli spazi pubblici e semipubblici davanti alle case e chiese spesso fanno parte integrante, concorrono anche loro con i loro materiali, superfici e livelli in misura non trascurabile a caratterizzare il volto delle architetture cittadine. Spero di poter farlo convincente con alcuni esempi dai quali si evince che l'introduzione della pietra silicea, i cosiddetti masegni, in città non fu accettata con indifferenza. Invece sembra che da una parte fu promossa, dall'altra respinta. La pavimentazione con mattoni doveva dare alla città un aspetto molto diverso, molto più caldo e con un contrasto molto vivace tra la pietra bianca d'Istria e il rosso della pietra cotta. Chiedeva con la moda anche un altro modo di movimento. Il contrasto coloristico si può intuire guardando i dipinti dell'epoca oppure più moderno da ricostruzioni a fotomontaggio come quella per Piazza San Marco fatta per il libro di Norbert Huse su Venezia del 2005. Qui, come è noto, una volta le mattonelle erano poste a spina pesce e suddivise in scomparse pietra d'Istria. Seguendo il rinnovamento del selciato di Piazza San Marco del 1494, anche a San Polo, ai Frari e ai Santi Giovanni e Paolo, i campi furono selciati in questo modo negli ultimi anni del Quattrocento. Ovviamente non solo l'aspetto del materiale, ma anche l'innalzamento notevole del piano di calpestio hanno cambiato molto il rapporto degli edifici con gli spazi circostanti. Lo si può intuire ancora sul fianco di Santi Giovanni Paolo. Ma questo problema vale anche per la relazione tra interno ed esterno. Originariamente il materiale laterizio fu usato anche come pietra pavimentale negli edifici. Per la chiesa di Santo Stefano sappiamo da una fonte archivistica che il pavimento antico, che era tutto di mattoni, e fu rinnovato di quadroni di pietra viva, bianca e rossa solo nel 600, esattamente nel 1626. Il campo della Misericordia, che presenta una ricostruzione non solo di quale data e sulla base di quale informazione, almeno ci può dimostrare che la trachyte grigia che qui fu scelto per fare gli scomparti fa un'impressione abbastanza estranea tra la pietra cotta e quella viva istriana. Anche il campo della Madonna dell'Orto non conserva l'originale pavimentazione in cotto, ma ottenne nella ricostruzione ottocentesca di gusto storicistico scompartimenti della stessa pietra grigia che allora ricopriva quasi ovunque il suolo urbano.
In riguardo a questa pietra silicea della cave di Monselice, prima dobbiamo risolvere o almeno accerchiare il problema del quando e del perché della sua introduzione a Venezia. Nel Cinquecento abbiamo alcune notizie sull'uso di Masegni, ma mi sembra solo in opere di fondazione e di difesa idraulica. Già lo Scamozzi però conosce l'uso delle cosiddette macigne come pietra da selciare in alcune città della terraferma, ma non lo consiglia per Venezia, solo dai pedoni. Per la città lagunare menziona invece le pietre cotte, cito, assai minori dei loro ordinari e lunghi un palmo e larghi per la metà, come usiamo anche noi a selciare le piazze e le strade nella città. Quando allora i Masegni furono introdotti a Venezia come pietra di pavimentazione delle strade e dei campi? La ricerca non si è concretizzata a questo proposito e propone dati tra il 5 e il 700. Però un decreto del Senato datato al 1678 nel quale approva, cito, l'accomodamento delle strade con la nuova forma introdotta delle pietre vive, finanziato attraverso il pagamento da parte dei proprietari confinanti di un grosso perducato alla Cassa di Fabbriche del Magistrato dei Provveditori di Comune. Negli atti dei provveditori di comune si registrano già nel 1677 attività in direzione ad un rilevamento dello stato attuale del suolo pubblico in generale. Avevano cominciato le strade della merceria ed ora nel 78 il Senato consiglia ai provveditori al SAL, cito, la prosecuzione del lavoro di pietre masenghe nell'isola di Rialto, nei luoghi del Banco dal Giro, ed altri di maggior osservazione, già perfezionata la ruga dei orefici, e non potendo se non riuscire più di profitto la continuazione dell'opera, resti per autorità di questo Consiglio, rimesso al medesimo magistrato al SAL, di far continuare a lastricare nell'isola suddetta questa frequenza più larghe e che possono riuscire di maggior decoro. Si evince dallo stesso documento che fino a questo momento tutte le strade di questa zona erano ancora lastricate di mattoni. Cito, quanto alle pietre cotte rimasti dagli lavori perfezionati dovranno ben intendersi con provveditori di comune perché siano con le medesime acconciate per altre pubbliche strade in siti di maggior bisogno. Subito dopo questa avanzata in zona di Rialto, i Masegni in altri luoghi della città furono discussi o addirittura impiegati come nuova pietra di selciato anche per ornamento. A San Giorgio Maggiore abbiamo notizia che sotto l'abate Pietro Sagredo tra il 1676 e il 83 venne lastricato in pietra di Monselice il piazzale della facciata della chiesa. Il tappeto decorativo che si estende in linea della facciata fino alla riva è però costituito soprattutto da pietre istriane. I Masegni grigi servono a riempimento del disegno geometrico in bianco. Da una cronica manoscritta su San Giorgio sappiamo che già nell'anno 1596 l'abate Michele Alvardi, il quale fece fare anche i pavimenti all'interno della chiesa e posare la prima pietra alla facciata, fece lastricare in pietra d'Istria tota vetus platea. Sembra quindi che l'abate Sagredo negli anni 70 del Seicento fece sostituire solamente il materiale che si trovava nei compartimenti dell'intreccio di pietra d'Istria, mattoni suppongo, e probabilmente fece pure innalzare tutto. Anche dall'altra parte della città ed esattamente allo stesso tempo al nuovo nobile Girolamo Cavazza, il quale fu sempre aggiornato all'ultimo grido, piaceva l'impiego dei Masegni per completare l'aspetto della facciata della chiesa degli Scalzi, appena ultimata a sue spese. La sua supplica al Senato del 1680, cito, di poter far la riva, salizzo e scalinata corrispondente alla facciata di marmo di Carrara, fu approvata dal proto alle acque Giuseppe Benoni. Un anno dopo, negli ultimi mesi della vita, all'età di 92 anni, il Cavazza si sforzò ancora di ultimare, cito,
le rimanenti operazioni del soleggiato, cioè della pavimentazione, dei gran quadroni della fondamenta, della riva portata in Canagrande e dei pergoli situati vi sopra, inventati dallo stesso mio studio, a comodo di poter meglio godere la stessa facciata da tutte le bande, posto ogni riguardo, per rendere totalmente perfetto e dilettevole così il prospetto. In alcune vedute del Settecento sono visibili non solo questi pergoli, oggi distrutti, ma anche la distinzione dei materiali del selciato. Tra le fondamenta in mattoni si trovano, delimitati da una lista bianca di pietra d'Istria, i gran quadroni di trachite richiesti da Cavazza per lastricare la riva portata in Canagrande. Mentre a San Giorgio ed agli Scalzi si trovano fautori del nuovo materiale lapideo, a Santa Maria della Salute nello stesso momento il vecchio tradizionale. Lui nel 1677, proprio allo stesso momento, perde il concorso sulla costruzione della Punta della Dogana, dove il vincitore, il proto alle acque Benoni, comincerà ad introdurre queste nuove pietre di selciato. Ovviamente perché loro non piacciono a Longhena, nella sua ultima relazione al Senato del 1679, fa esplicito che si dovrebbe, cito, salizzare tutta la piazza innanzi alla chiesa, sopra il rio e sino a magazzini alla aduana di pietra cotta a spina pesce. Così già il Boschini nella sua famosa stampa l'aveva immaginato. Poco dopo, però, per la consacrazione del tempio del 1687, la piazza fu allestita in trachite col ornamento in pietra d'Istria che si vede ancora oggi. Sui campi delle grandi chiese mendicanti ci troviamo proprio negli stessi anni riguardo all'introduzione dei Massendi. Ai Santi Giovanni Paolo, nel 1682, il capitolo dei frati si lamentava al Senato la necessità di aggiustare con Massendi per maggior durata le strade principali del Campogrande della nostra chiesa, da molto tempo in qua rovinate per la frequenza della nobiltà e di voti che giornalmente vi si portano. Subito dopo le strade che finora erano di cotto furono lastricate con Massendi per più di 600 ducati, delle quali lo Stato pagava la metà. I frati minori invece, 5 anni più tardi, nel 1687, cercavano senza successo dal Senato in pura elemosina 200 pegne per lastricare la piazzetta di rimpetto alla porta maggiore della chiesa dei Frari. In questa parte il campo era selciato da ormai quasi 200 anni con mattoni. I provveditori di comune risposero, cito, che i padri suddetti dimandano elemosina per accomodare luogo non pubblico dove il magistrato nostro non si stende in giurisdizione. I frati, che infatti in questi anni pretendevano la giurisdizione su quasi tutto il campo, e in questo contesto facevano disegnare la situazione attuale con integrazioni storiche, dovettero aspettare ancora 45 anni per ottenere le pietre necessarie per selciare il campo davanti alla facciata. Allo stesso tempo, cioè negli anni 30 del Settecento, i domenicani ai Gesuati stendevano un tappeto di pietra ornamentale tra la facciata appena compiuta e la riva, probabilmente su disegno di Giorgio Massari. Il modello per l'intreccio delle forme geometriche ovviamente era la piazza davanti a San Giorgio Maggiore. Altri esempi, dei quali però io non so le dati, hanno un disegno più semplice a zigzag. San Michele in Isola con liste di pietra d'Istria e trachite, oppure San Giorgio dei Greci, dove la fascia larga quanto la facciata è composta da quadroni bianchi e rossi, anche a zigzag. Questi quadroni di solito sono messi a scacchiera, come nei pavimenti all'interno delle chiese, e sono addirittura un'estensione di questo pavimento al di fuori, ma si riducono spesso, come qui ai Santi Giovanni Paolo, al pianerottolo, il patto al semicerchio davanti al portone. In età è conosciuto con un disegno eccezionale, mi sembra essere quello della chiesa di San Rocco, non a caso da attribuire ad Antonio Gaspari.
Torniamo all'architettura civile, dove un altro caso particolare di una pavimentazione esterna si trova davanti a Palazzo Pisani a Santo Stefano, qui accanto. Non si tratta però di uno spazio pubblico, ma di un campiello privato, nel quale il pavimento di 3 campi a scacchiera bianco e rosso è concepito in continuità. Cambia però il formato dei quadroni. Il perimetro del campiello è steso su ambedue lati da muri scenografici e segnato da linee di demarcazione che formano una specie di passaggio in direzione al Canal Grande. Da lungo i pisani avevano cercato a trovare un accesso di acqua conveniente ai loro bisogni e al loro rango, ma non potevano né comprare le relative case sul Canal Grande né quelle di fronte al campiello, dove con l'atterramento il pavimento antico della piazza San Marco un disordine insopportabile. Cercò di avanzare i progetti di lastricarla con Masegni, i quali dovevano confinare alla Basilica Marciana col suo tappeto a scacchiera bianco e rosso, nello stesso modo come di fronte al suo palazzo. Il responsabile, l'architetto Girolamo Frigimelica, il quale allo stesso tempo cominciava a dirigere i lavori di ampliamento del Palazzo Pisani, contemporaneamente stava progettando per i Pisani un castello alla francese sulle rive del Brenta. Nella foto si vede il fantastico modello di legno. Anche questo palazzo doveva avere una corte d'onore pavimentata a scacchiera bianco e rosso. Da questo confronto si evince che il campiello di Palazzo Pisani a Santo Stefano, il quale nel Seicento aveva un disegno più intimo, sotto la guida del padovano Frigimelica doveva diventare spazio urbano e scenografico di rappresentazione. Non è così che da partire dall'ultimo quarto del Seicento, allora tutta la città viene selciata in trachite. È un progresso molto lento che fanno i Masegni come pietra di pavimentazione nelle zone periferiche dei campi e quelle meno frequentate della città. 100 anni dopo la loro introduzione a Venezia, nel 1786, dei provveditori di comune ci informano che solo circa la metà del suolo pubblico è pavimentata in Masegni, il resto in cotto oppure ancora terreno aperto. Sui campi le strade sono in selce, le zone interne ai pozzi in cotto, altri in terreno. Su Campo Santo Stefano, alla fine del Settecento, solo la metà del suolo era lastricata con Masegni, 40% era terreno, il resto in cotto. L'area privata di Carlo Redan era segnata da termini in pietra viva. Altro esempio per questi termini in pietra viva è il Campo della Carità, del quale il proto alle acque Domenico Margutti faceva un disegno nell'anno 1718 perché i Savi volevano vendere la metà del campo per una migliore manutenzione, proprio sulla riva del Canal Grande. Di fianco alla chiesa si trova il Campo Alto, luogo antico di sepoltura. Gradini lo separano dal Campo Basso, di cui la metà è attraversato da una lista di pietra viva che denota confine, come scrive il Margutti. Cioè il confine tra il suolo pubblico e quello della chiesa e la scuola. Per la vendita si doveva allora asportare lo stendardo della scuola e lo avrebbero è ancora caratterizzato dai colori vivaci e da strutture e funzioni molto diversi. Sembra che questa multifunzionalità impedisce a lungo l'uniformità dell'aspetto dei campi. Solo in pochi luoghi della città l'ornamento comincia a predominare la funzionalità e la difesa della giurisdizione. Guardiamo alla fine a 2 esempi dove la relazione tra funzione e ornamento è più complicato, dove si intrecciano, si sovrappongono e si... Sembra ben noto l'aspetto della pavimentazione di Piazza San Marco prima e dopo il 1723, quando Andrea Tirali disegnò il nuovo selciato. Il proto Margutti, però, già 10 anni prima aveva cercato a ridisegnare con Masegni e pietre bianche d'Istria quanto era rimasto dall'antica pavimentazione in cotto. Già nel 600 i
scomparti quadrati erano stati ridotti su sole 2 fasce, giardini, è spiegato nella pianta, mentre un listone largo quanto la facciata di San Gimignano e 2 altri listoni davanti alle facciate delle procuratie apparentemente erano senza suddivisioni in pietra d'Istria. Le righe bianche probabilmente dovevano servire come canali di scarico, ma anche come marcatura coreografica per le numerose processioni. Proprio nel 1713, allora quando il Margutti presentava nuovi disegni per la piazza, in un cerimoniale fu stabilito che il dogale nelle esequie statali doveva passare attraverso la piazza, cito, giù per il liston del campanile, su per il liston di mezzo alla porta maggiore di San Marco. Il Tirali col suo nuovo disegno della piazza doveva garantire e mantenere questo sistema funzionale e decorativo. Doveva fare quanto chiesero i procuratori di San Marco, cito, il nuovo salizzo secondo il vecchio comparto che da secoli è stato ammirato dagli abitanti di questa città e maggiormente dagli esteri. Cioè anche i 2 bretta che dovevano, secondo una terminazione del 1722, essere non di Masegni ma di Cotto, pietra cotta, per dimostrare l'esclusività del luogo. E si vede nel disegno anche che faceva il Tirali, quella zona più grigia, chiara, questi priori in pietra cotta. Ai Santi Giovanni Paolo, il selciato fatto insieme al monumento Colleoni non fu di lunga durata. Troppo delicato per la zona dove si lavorava il legno, i provveditori di comune dovevano proibire ripetutamente lasciare dei tronchi d'alberi attraverso il campo, perché, cito un documento del 1548, si rompe il salizzaro e pietre di dito campo. Già nel secolo susseguente, quando si doveva innalzare il suolo per proteggerlo dalle acque, a questo pavimento si sovrapponevano delle strade di manutenzione più facile, sempre però di mattoni. Una dalla riva alla chiesa, un'altra dal ponte alla chiesa e un'altra dal ponte alla strada comune Barbaria delle Tolle. I corsi principali in certo qual modo segnava il trionfo della funzione sociale sopra l'architettura monumentale. Il Colleoni fu marginalizzato. Le vedute del Luvisa, del Canaletto e del Marieschi, ma soprattutto le fonti archivistiche ci tramandano come il triangolo del monumento era ricoperto di erbe, rovinazzo ed immondizie. Nel 1682, l'abbiamo già menzionato, le strade furono selciate di Masegni, ma questo doveva bastare fino alla fine della Repubblica. Negli anni 20 del Settecento il Canaletto con questo dipinse una delle sue prime vedute nella quale dava uno dei suoi ritratti più affidabili del suolo urbano e dei suoi colori. Dipinse il tappeto dei mattoni rossi a spina pesce, il terreno bruno, l'erba verde, le fondamenta di pietra d'Istria bianche, i masegni grigi delle stradoni e le sue liste bianche di pietra d'Istria con i buchi in cui furono innalzate le tende in occasione delle solennità. Si potrebbe dire che l'ornamento delle pavimentazioni esterne nella Venezia barocca consisteva in questi colori molteplici, gli stessi colori che rispecchiavano le facciate degli edifici, ma consisteva pure nella temporalità delle cose e nella visibilità delle stratificazioni storiche. Grazie per l'attenzione. Io invece stiamo imparando un sacco di cose nuove, a vedere in maniera diversa tanti contesti. Direi un quarto d'ora, so che è crudele, un quarto d'ora, un caffè velocissimo, per ripartire dopo con 3 importanti contributi che abbiamo ancora per la seconda metà del pomeriggio. Grazie Martin Geier.